Allora, cominciamo subito a fare l'impasto. Io ho la planetaria qua, lo facciamo in planetaria perché viene anche molto meglio. Quindi andiamo a mettere subito le 6 uova sul fondo, insieme, uova intere, no dividere tuorlo e albume, quindi è anche molto pratico da fare. Insieme allo zucchero, Rizzi, sì, al burro e allo strutto. Mettiamo anche gli aromi, un po' di buccia di limone e la vaniglia che io avevo qua. È qua davanti, perfetto. Perché le mettiamo nella parte grassa, Rizzi? perché? Perché il grasso fa sprigionare, no. Veicola gli aromi. La vaniglia sappiamo tutti come si fa, no? Si incide e si gratta. Tra l'altro io ne inciderò, la incido tutta ma non la metterò tutta perché l'altra metà poi mi serve per fare anche la crema. Quindi facciamo così, la grattugiamo e mettiamo solo la polverina nera. Azioniamo la planetaria non facendola funzionare molto forte. Devono amalgamarsi, quindi non c'è bisogno che le uova montino, anche perché sarebbe impossibile con già dentro anche il grasso. È vero. Quindi facciamo semplicemente mescolare. Quindi andiamo a mettere la farina e avete visto anche il lievito e andiamo ad azionare sempre al minimo, adagio, poi magari aumentiamo un attimino il giro. A questo punto cosa vado a fare? Vado a diluire col latte, tanto quanto basta ad ottenere un impasto morbido, ma vi faccio vedere. E poi anche un goccino di grappa e metterla qua dentro, un bicchierino di grappa che così tutti i grassi che ci sono dentro vanno in emulsione perfettamente, perché sapete che l'unico modo per emulsionare i grassi è diluirli in un alcol. Eccola qua. Questa è la consistenza, avete visto, dell'impasto, quindi bella morbida. Ha messo l'uvetta, ho messo sì. l'uvetta. Le macchioline nere che vedete sono è l'uvetta. Facciamo una cucchiaiata di qua, una cucchiaiata di là, tanto poi la carta la mettiamo a posto, Rizzi, non preoccuparti. Guarda come monta bene. Sì, è proprio vero. Non serve neanche stenderla più di tanto perché poi nel forno ci penserà da sola a stendersi. Che va a 165-170 gradi al massimo, 45 minuti circa. Poi con lo stuzzicadente provate, Quindi zucchero in granella. Ora ci rimane la crema da fare. Per fare questa crema al cardamomo io ho bisogno di prendere 4 tuorli e mettere panna e latte. Quindi io quando faccio le creme metto sempre panna e latte insieme. Perfetto, me ne metti metà. Dentro in quella crema ci metti questa vaniglia qua e il cardamomo. Quanto? Non mi ricordo più. E un cucchiaio, perché stiamo facendo... Un cucchiaio da minestra. Un cucchiaio da minestra. Adesso vado ad aggiungere lo zucchero. Io sto usando lo zucchero di canna. Potete farlo anche con lo zucchero bianco normale. E con una frusta vado a lavorare bene. Ecco qua, perfetto. Perfetto. Aggiungiamo gli amidi, quindi farina e fecola. Perfetto, Rizzi. Appena si scalda questo, che ci siamo quasi, versiamo le uova nel latte bollente. Li lasciamo fare il cappello, cosa vuol dire? Che non serve che io vada immediatamente a frustare. Posso aspettare un attimo, quando attorno il latte comincia a bollire, posso mescolare. Si dice che fa il cappello. Vado a girare e in poco tempo ho fatto la crema al cardamomo. Allora, siccome deve essere una crema abbastanza fluida, quando bolle la togliamo subito. Eccolo qua. Lo vedete tutti? Perfetto.